Dottoressa Angela Bruno, lei è la responsabile del centro Metabolè dell'ospedale San Giovanni di Dio. Oggi si parla di disturbi alimentari, un fenomeno di cui spesso non si parla, ma che oggi emerge con quali dati? Dati molto alti. Pensi che da quando è iniziata la pandemia, dal 2020 ad oggi, abbiamo avuto un incremento stimato tra il 30 e il 50% degli accessi ai servizi, soprattutto nella fascia adolescenziale, quindi chi ha avuto più danno da questa pandemia, da questa situazione di chiusura, sono stati proprio i nostri giovani. Già i dati erano alti. Pensiamo che le bulimie e le anoressie costituiscono appunto la seconda causa di morte fra i giovani tra i 13 e i 25 anni, quindi dopo gli incidenti stradali, quindi sono dati altissimi. E chi accede ai servizi è solo una fascia superficiale, ecco, perché c'è molto sommerso ancora. È importante parlarne, sensibilizzare e far emergere queste storie. Sì, assolutamente, infatti abbiamo voluto proprio costruire questo incontro alternando proprio gli interventi dei nostri colleghi, dei professionisti, alle storie dei nostri giovani pazienti che sono a Metabolè. Abbiamo voluto anche esporre dei loro disegni, alternare con della buona musica, proprio perché dobbiamo veramente attenzionare molto, illuminare questi disturbi e far sì che vengano completati i servizi, vengano arricchiti i servizi in tutta la regione Sicilia. Gli ambulatori sono molto sguarniti, in alcune città non ci sono neanche centri di primo livello che sono gli ambulatori, quindi dobbiamo assolutamente ricostruire quella che è la rete dei vari livelli di assistenza. Dottoressa, qual è l'approccio che si ha con un giovane che si rivolge a voi? Allora, l'approccio sicuramente è un approccio di grande accoglienza proprio sul sollecitare l'apertura rispetto a problematiche che non sono solo di cibo, ma sono soprattutto problematiche psicologiche, di relazione, familiari. Quindi l'approccio è una grande accoglienza e un inserimento in un trattamento di tipo integrato, proprio perché l'approccio delle buone pratiche ai disturbi dell'alimentazione è un approccio integrato, cioè insieme psicologico-psicoterapico e riabilitativo nutrizionale. È molto importante quello che oggi la dottoressa Bruno dell'ASP di Agrigento ha organizzato, trattando un tema così delicato come quello delle metabolee e dei disturbi dell'alimentazione. Il tema non ha età e investe donne e uomini, giovani e meno giovani. La politica ha fatto, ma dal mio modo di vedere deve fare ancora molto, deve investire e deve trovare risorse perché ci siano centri che aiutino queste persone non solo ad essere seguite con centri diurni, ma che ci siano posti che possano invece prevedere anche la degenza e un'attenzione che sia legata anche al ricovero, al seguire proprio nel quotidiano quella che è una patologia che a volte non la si conosce o si fa finta di non conoscere, ma che in realtà attanaglia tantissimi giovani e soprattutto attanaglia una fascia di popolazione che va dai 13 ai 25-30 anni ed è la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti automobilistici, insomma, ecco, quindi grazie alla dottoressa Bruno e al gruppo dell'ASP di Agrigento che su questo lavora, è uno sprone a tutti per fare meglio. Stanislao Castro, socio dell'associazione L'altro capo del filo, avete promosso oggi un convegno, ma avete in cantiere un'altra iniziativa per accendere la luce sui disturbi alimentari. Sì, assolutamente. Questo è il mese, marzo è il mese dedicato ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Oltre all'illuminazione del Tempio di Ercole, di Lilla, grazie anche naturalmente al Comune, al Sindaco, e oltre al convegno che stiamo facendo ora per porre l'accento sulle storie di vita delle persone, dei ragazzi e delle ragazze che soffrono di questi disturbi, abbiamo pensato di collocare una panchina e colorarla di colore lilla in centro città, proprio come simbolo di queste fragilità che oggi sono davvero molto diffuse. Il convegno di oggi si intitola Storie oltre lo specchio, perché? Perché chiaramente oggi si riunisce quasi tutto ciò che appartiene all'ordine degli disturbi del comportamento alimentare, cioè c'è la città di Agrigento, ci sono le associazioni, famiglia e quelle degli operatori. Quindi non è un progetto prettamente clinico, ma vuole essere di comunità.
oltre allo specchio perché uno dei problemi che avvertono questi ragazzi è quello della dispercezione corporea, cioè quello di non avere un rapporto quotidiano e naturale con il corpo, e noi vogliamo renderlo naturale. E il modo più semplice è quello proprio di coinvolgere la comunità, per questo si va oltre il sintomo e si coinvolge la comunità.